Eccoci tornati in diretta radiofonica, siamo sempre su Radio Gamma 5 sui 94 MHz, sono le 10:06 circa, è sempre domenica 9 marzo. Allora adesso ci ascoltiamo l'Odem con colloquio con Narciso, nel qual tempo ci collegheremo telefonicamente appunto con Lorenzo De Marco. Ecco allora, colloquio con Narciso. Guarda che fatalità, stesso tavolo del club, sembra ormai passato un secolo. Ti scomponi giusto un po', cerchi nella Michael Kors un motivo per fuggire, lo so. I sorrisi di isteria li conosco, bimba mia, occhi grandi e cuore tiepido. Ma non puoi scappare via, complice la compagnia che ti ha condotto in questo bilico. Sei nervosa, i picchietti sul bicchiere. Dentro rido, mi ricordi un giocoliere. Tappi i buchi importunando il cameriere. Sei un incanto e lo sai da tanto e perciò non hai pietà. Ti ricordi ancora qual è il mio nome? Perlomeno forse più il mio sapore. Ero quello con cui non contavi le ore. Tu non mi richiamavi, ma quando mi avevi mi chiamavi Signore. La musica fa da complice alla tua commedia. Ti vedo che caschi su me, riparte la recita. Ma chi dei due rischia così di sembrare patetica? Faccio che vuoi, io sono qui, Biancaneve magnifica. Hai lasciato il tuo rossetto sul bicchiere. So per certo che più di uno vi vorrebbe bere. Mi sta bene, ma vedo rabbia tra le dita tue. Ti manda i pazzi, ti appartiene e siedono ognuno per le sue. Ti ricordi ancora qual è il mio nome? O perlomeno forse più il mio sapore. Ero quello con cui non contavi le ore. Non mi richiamavi, ma quando mi avevi mi chiamavi il Signore. Ti ricordi ancora qual è il mio nome? O perlomeno forse più il mio sapore. Ero quello con cui non contavi le ore. Non mi richiamavi, ma quando mi avevi mi chiamavi il Signore. Ecco, quella che stavamo ascoltando è una canzone di un cantautore italiano, nonché anche doppiatore cinematografico. La canzone è Colloquio con Narciso ed è suonata e cantata da Lorenzo De Marco, in arte L'Odem, che dovremmo essere collegati telefonicamente se non è saltata la linea. Pronto Lorenzo? Buongiorno, ci sei? Luciano, buongiorno. Eccoci qua, perfetto. Possiamo fare una piccola scheda in modo che così ricordiamo alle nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori, chi è Lorenzo De Marco in primis. Sì. Allora, anzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, buona domenica. Io sono Lorenzo De Marco, nasco a Mirano in provincia di Venezia da un genitore del nord e uno del sud. Mia mamma è del nord, mio padre invece è campano, mia mamma veneta, e mi trasferisco a Roma per abbracciare un po' quello che è il mio sogno, ossia fare della voce il mio lavoro, prevalentemente tramite il doppiaggio, ma poi collateralmente in realtà
la mia passione protagonista è quella del canto, però ovviamente il canto è una sfida molto olimpionica, molto ardua, quindi già il doppiaggio permette delle entrature a chi ha voglia di fare della propria voce, della propria arte, del proprio mestiere, che questo non vuol dire che sia un'arte inferiore, però comunque è più concreta, è più vicina all'artista. Sì. Anche perché bisogna tenere in considerazione che ci sono delle lobby non indifferenti per quanto concerne appunto la scelta delle voci. Allora, tu sai bene, Luciano, che per quanto riguarda questi discorsi io non mi esprimo, ma per il semplice fatto che sono una di quelle persone che finché non ha l'onere della prova in mano non si permette di dire nulla, ma non perché non possa non appoggiare o non condividere il tuo pensiero. È semplicemente che giustamente ecco, un po' di fair play fa sempre bene a chi. Diciamo una cosa però, ci ha insegnato un personaggio politico non indifferente che ha influito tantissimo sulla politica italiana, che non c'è più, che era Andreotti, che lui sovente diceva pensar male è un peccato, però a volte ci si azzecca, quindi teniamo quello. Innanzitutto che hai citato appunto la mamma veneta, salutiamo Rosanna, che assolutamente un bacione alla mamma che tiene in piedi, diciamo, il canale Telegram La Forza dell'Amore, che ora, sì, come ora è questo canale libero, quindi tutti possono unirsi, ascoltare e seguire questo canale che è La Forza dell'Amore. Assolutamente sì, una bellissima comunità. Poi vorrei farti ascoltare un pezzettino di una canzone, diciamo, che è stata trasmessa sia dal gruppo 100 giorni da Leone, che è un altro canale Telegram non indifferente anche quello, che ringraziamo, salutiamo, perché anche loro portano dei contributi non indifferenti e sono stati in prima persona in battaglie e quindi come si dice, chapeau a loro. Però e poi è stato anche trasmesso dalla trasmissione di Vito Monaco, che è un'altra persona che io considero tantissimo, ed è Una vile menzogna, è una canzone, adesso la faccio ascoltare un pezzettino così poi Dicevano state a casa, mentre loro brindavano in piazza. Ci promettevano la salvezza, con una puntura, una carezza. Ma dietro gli schermi, dietro le luci, c'erano i lupi vestiti da amici. Voci uguali, un solo coro, obbedisci, non fare rumore. Ci hanno chiuso gli occhi, tappato la bocca, ci hanno detto è scienza, non si tocca, ma la verità brucia sotto la pelle, come un marchio tra le stelle. Non era cura, era veleno, era un inganno sotto il cielo sereno, hanno rubato i nostri giorni. Allora, senza nulla togliere, anzi per le parole che sono state espresse da questa canzone mi trovo allineato perfettamente, e quindi è anche lo spirito di questa radio. Qui adesso non stiamo facendo una critica a sé per sé alle parole che sono centratissime in tutto e per tutto, però c'è qualcosina in questa canzone che bisogna tenere in considerazione. Tu ci puoi erudire un pochino, che ne sai molto più del sottoscritto e di tanti altri, insomma, per quanto concerne le voci e le musiche. Allora Luciano, anzitutto fate ringraziare perché mi permetti in queste occasioni in cui chiacchieriamo io e te di spogliarmi un pochettino dei miei panni di artista e abbracciare un pochettino di più quelli da filosofo, che sono due cose che non dovrebbero mai staccarsi l'una dall'altra, perché comunque un artista è conduttore di pensiero, è colui che dovrebbe preoccuparsi di tenere gli ascoltatori o fruitori dell'arte comunque vicini a determinati valori, quindi ti ringrazio comunque di questa occasione. Sì, aggiungo che hanno un peso non indifferente queste persone qui in questo momento storico. Sì, e possono avere anche una certa scomodità qualora appunto riescano comunque a mantenere una coscienza attiva, attenta,
Quindi, sai, l'attenzione è qualcosa che stiamo un po' minando, cioè il fatto di avere persone che comunque sono in grado di concentrarsi su qualcosa è qualcosa comunque di non proficuo per una società così veloce, così fast food, diciamo così. Nasci, cresci, lavori, ti riproduci e muori. Per quanto riguarda questo brano, dipende da come viene ascoltato, nel senso che un ascoltatore superficiale, se facciamo un ascolto superficiale, io ti dico, che cosa posso dirti? Questa cosa canta 10.000 volte meglio di me, ha un'estensione vocale che io me la sogno, probabilmente da autore avrei da ridire qualcosina sul testo, ma non sul contenuto, sulla metrica del testo, cioè sulla tecnica di stesura che non sempre sposa totalmente le battiture della base, però giustamente per essere stata fatta da una macchina è lodevole, è un lavoro lodevole. Cosa posso dire tecnicamente parlando? Se l'arte è solo tecnica, quindi se l'arte è costruire una casa, questa casa sta in piedi, e non posso dire di no. Però giustamente mancano delle cose che rendono l'arte non solamente una casa, bensì un tempio, ossia un luogo in cui ci si avvicina a Dio. E la macchina non lo sa fare, perché la macchina coglie quello che è la struttura, la matematica dell'arte, perché la musica è matematica, c'è una grandissima componente di matematica all'interno della musica, ma poi dopo c'è tutta quella componente umana che è il bagaglio delle esperienze di vita dell'artista che ha partorito quella canzone e che una macchina giustamente non può avere. La macchina quindi non può trasmettere emozioni per giunta. Guarda, su questo avrò dei dubbi, nel senso che comunque la macchina è un sistema di apprendimento continuo, quindi l'ideatore del microchip ha detto che non arriverà mai il giorno in cui acquisirà coscienza. Sai, la legge di Murphy dice che purtroppo tutto quello che può accadere accadrà, quindi, senza poi contare che comunque tutte quelle che sono state in letteratura le distopie, cioè quindi tutte cose che non avrebbero dovuto avverarsi per quanto brutte fossero state, non lo so, non mi sembra che non si siano tutte avverate, quindi non mi sentirei così al sicuro. Quindi diciamo che in questo momento di, passami il termine un po' aggressivo, però mi ci metto in mezzo anch'io, ignoranza nei confronti del futuro e delle macchine, forse sarebbe il caso che l'uomo si impegnasse a sancire dei capisaldi, delle boe da non oltrepassare per comunque mantenere la situazione sotto controllo. Attualmente la macchina sì, non sa esprimere emozioni, però c'è un problema dall'altra parte, no? Se immaginiamo che da una parte del fiume c'è la macchina che non sa esprimere emozioni, dall'altra parte del fiume però c'è l'ascoltatore che mi sembra che sia sempre più diseducato alle emozioni. Quindi se da una parte c'è uno che non dà emozioni, ma dall'altra parte c'è uno che non lo sa vedere, nonostante il fiume in mezzo è possibile costruire un ponte, quindi è possibile comunque far congiungere le due parti. Io credo che tutto questo nasca dai concetti di bellezza, ossia nella società moderna ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che è il concetto di bellezza attraverso perfezione estetica, e questo purtroppo porta la bellezza a un grado di superficialità molto ampio, perché finché la bellezza è un seno perfetto, un addominale scolpito, un occhio blu cangiante, e queste cose qui sono cose meravigliose, ma sono cose che lasciano il tempo che trovano, perché sono inesorabilmente destinate a definire. Sì. Mentre invece se spostiamo il focus sulla vera bellezza, ossia a primavera la pianta che ricomincia a germogliare, a fare i fiori, a riprendere i suoi colori, o un tramonto in riva al mare, queste cose che appunto in realtà non sono perfette, perché alle volte sono costellate di imperfezioni, ma che sono perfette per la loro potenza, per la loro intrinseca energia, che sono appunto devastanti, nel senso che quando le guardi non puoi fare altro che accorgerti della presenza di Dio in tutto. Guarda, questa mattina venendo qui c'era alle 6:30 circa, c'era un sole rosso che stava arrivando, che era stupendo. Mi sono fermato 1 minuto, 2, perché dovevo guardarlo per forza, perché era una cosa stupenda.
Quindi. Guarda, questa frase che tu hai detto, mi sono fermato 1 minuto o 2 a osservarlo, è qualcosa che attualmente noi non riusciamo più a fare, ossia il mindfulness, il godere del momento presente, essere cosciente nel momento presente, è una cosa che noi non facciamo più. Noi siamo continuamente alla ricerca di stimoli, e anche finché ti capita mai di vedere un film e dire cavolo, dopo devo fare questa cosa e dopo ancora devo fare quella, ti ritrovi una settimana dopo quando ancora sei là a guardare il film sul divano. E questa gabbia di sequenze, di eventi che ancora si devono palesare ma tu ti ci trovi già dentro, ti porta inabile a godere della bellezza della vita, che è il presente. Sai, c'è una bellissima frase che dice: il passato è il passato, il futuro non esiste, l'adesso c'è ed è un regalo, non per niente si chiama presente. Quindi noi dovremmo forse concentrarci appunto un po' di più ad essere nel qui e ora, per ricominciare a percepire, ad avere una propriocezione di quello che è il nostro essere, i nostri sentimenti, e ciò ci permetterebbe di tanare, di scoprire, di sgamare quelle che sono le macchine e le falsità che vengono mascherate da questa perfezione estetica, che in realtà è qualcosa di estremamente caducevole e noioso. Sì, assolutamente. Però queste, diciamo, perché in effetti quando ho ascoltato questa canzone, che ho visto il programma quella sera che era in onda su Canale Italia da Vito Monaco, la canzone effettivamente ha centrato alla perfezione tutto, anche le immagini stesse sono state curate proprio alla perfezione, come hai detto tu. Però diciamo in quel caso lì le emozioni che nascono in una persona che osserva sono emozioni anche di rabbia nei confronti del sistema, quindi a volte la canzone, che è veicolatrice di emozioni, se mal cioè io ho sempre paura ci sia qualcosa, ormai dubito di tutto, perché l'unica cosa che secondo me, e riporto anche un pensiero di Matteo Giorgioni, dice, è quello che conta ora come ora è vedere in diretta le persone che cantano e che si muovono, perché ormai c'è una falsità su tutto quello che arriva dal web e anche dai media. Beh, i mainstream ormai lo sappiamo che ci raccontano quello che vogliono, però c'è da dubitare di tutto. Guarda, io credo che, questo l'ho detto ad amici e colleghi che appunto gravitano nel mondo, loro dicono di no perché ci sono interessi, no, non succederà mai questo e quell'altro, ma secondo me non appena l'ascoltatore sarà abbastanza cieco e sordo, secondo me i cantanti verranno sostituiti da ologrammi. Ora questa cosa è distopica, me ne rendo conto che a dirla uno si mette a ridere, però cosa c'è di più economico e di affascinante anche di una figura che non esiste, ma esiste solamente quando monta sul palco, fa la sua canzone perfetta e poi se ne va. Tu immagina, no? Arrivi a idolatrare un Freddie Mercury, ma che in realtà non esiste solamente quando premi il tasto on e lo segui, diventa ancora più affascinante la questione, perché dici ma cavolo, ma questo non c'ha una vita oltre il palcoscenico, monta solo lì a fare l'artista, è vivo solamente in quell'istante. Cioè non è da sottovalutare quanto le cose che sembravano insostituibili a un certo punto possono essere sostituibili. È un aspetto non da sottovalutare, e credo che se tu sei arrivato al punto di dubitare di tutto, di tutti, e questo penso che sia un sentimento che ormai comincia ad essere lampante e vivo in molte persone, bisogna risettare l'attenzione sull'unica certezza, ossia se stessi. Quindi quando tutto il fuori comincia a essere qualcosa di quasi onirico, bisogna un attimino rivolgere lo sguardo dentro, perché finché noi siamo persone attente, persone vive, persone con sensi che sono ancora attivi, riusciamo ad avere percezione di quello che ci accade attorno. Quindi secondo me preoccuparsi del fuori va bene in un'ottica etico-sociale, nel senso di proattivi nei confronti della società, ma quello che è ancora più importante è mantenere un focus sul nostro interno, sul lavorare su noi stessi come uomini, come esseri umani, come esseri viventi, e mantenere un circolo virtuoso perennemente attivo.
Certo, anche perché diciamo noi siamo esseri sociali, abbiamo bisogno di stare a fianco ad altre persone, dobbiamo diciamo le nostre, anche il cuore stesso ha un magnetismo che si espande e va a interagire con altri magnetismi che sono attorno a noi. E questi permettono a noi anche di evolvere maggiormente. Riporto qui, mi dice Beppi 300, anche la rabbia è un'emozione, lo so che è un'emozione, ma ci sono emozioni positive che ci fanno bene perché hanno determinate frequenze e non vanno a somatizzare negativamente nel nostro corpo. Emozioni negative invece vanno a somatizzare e creano problemi poi al nostro corpo fisico. Guarda, c'è un bellissimo, si dovrebbe trovare anche come immagine su internet, che è la mappatura della temperatura delle emozioni, dove si focalizza la temperatura delle emozioni. Ed è fantastico vedere come l'emozione che più propaga calore all'interno del nostro corpo è la felicità, proprio ci irradia, ci fa diventare una lampadina, e quindi questo è molto importante. Ma se già, voglio dire, in epoca arcaica il Buddha si era interrogato sul potere della serenità, del qui e ora, e certo che gli altri sentimenti non vanno sottovalutati, non vanno demonizzati. Ogni sentimento va apprezzato, va vissuto, va lasciato scorrere all'interno del corpo, va abbracciato e va maturato anche, va concepito, va sublimato, portato a un livello superiore dell'esperienza. Questo significa non lasciarsi trascinare dalle emozioni, a prescindere da quali siano, perché anche la felicità, se uno ci si lascia trascinare, diventa un giocondo che tutto gli va bene. Sì, e dimentica qualcosa di certo, è vero. Tutto va apprezzato, tutto va metabolizzato, lasciato scorrere e vissuto. Questo è un'ovvietà, però sai, io sono uno di quelli che gli piace ripetere l'ovvio, perché il difetto dell'ovvio è che si nasconde molto facilmente. Beh, lo vediamo adesso per dire anche nel simbolo, quello dello yin e dello yang, dove abbiamo le due facce, bianca e nera, e ognuna delle due ha una parte dell'altra, ognuna. Quindi abbiamo tutto dentro di noi, noi siamo completi dalla A alla Z, dico io, Sì. però dobbiamo dare la forza a quelle emozioni che possono far bene a noi e far bene anche agli altri, far bene al sistema, e cercare di tenere in briglia quelle che ci possono solamente danneggiare. Comunque, permettimi una battuta con una punta di diciamo così, di viteresco, no? Però comunque sta canzone cantata con l'intelligenza artificiale mi pare che abbia cantato meglio di 3/4 dei cantanti che sono andati a Sanremo sto anno. Chiedo scusa per la cattiveria, No, ma poi mi sembra di aver capito anche che parlavi che qui ci sono proprio nel catalogo, uno può scegliere tranquillamente diverse voci da voglia. poter. Ma scusate, io non so gli ascoltatori quanto sono stati attenti ultimamente, ma senza fare i nomi delle case in parte, tanto se andate a cercare su Google la trovate la notizia con tutte le specifiche, ma recentemente Rai Play ha utilizzato la voce di un doppiatore morto per ridoppiare dei contenuti presenti, ed è una cosa orrida, cioè, oggettivamente io chiedo scusa per la parola forte che sto per utilizzare, ma è uno stupro questa cosa. Artisticamente È quello, guarda, io adesso non ricordo più un titolo di un film, era Schwarzenegger che era come attore, dove venivano trasmessi dei filmati, quindi la gente vedeva dei filmati che era una realtà, ma non era quella la realtà vera. E però non mi ricordo più il titolo di questo film qui. Alla fine, fortunatamente, diciamo, il buon senso e la gente si sveglia e fanno cadere tutto questo palco. Però diciamo ci stiamo avvicinando proprio a un periodo molto buio, lo stiamo vedendo anche per quanto concerne le varie libertà che lentamente ce le stanno chiudendo in una maniera impressionante, e più ci stanno portando su una strada, grazie anche secondo me all'utilizzo di questi algoritmi, che non sappiamo più qual è il vero e qual è il falso. Allora, io quello che dico è sempre: siamo fiduciosi, nel senso che comunque
il mondo è sempre stato un'alternanza di momenti alti e momenti bassi, basta pensare alla peste, poi dopo il neoclassicismo, tutte quelle, l'umanesimo, tra l'altro cose nate in Italia, quindi questo ci fa capire quanto anche il popolo mediterraneo sia attento a queste... Lorenzo, scusami un mezzo secondino, siccome sono da solo qui, io mi devo assentare per forza un minutino, quindi il microfono è tutto tuo. Oh signore, cosa fai? Racconta una barzelletta? No, quindi parlavamo appunto di questo continuo altalenarsi di fasi alte e fasi basse, quindi bisogna sempre essere fiduciosi. Giustamente possiamo dire, ma che cavolo, ma proprio a me la sfiga di nascere in questo periodo di parti basse, ma non potevo nascere in un periodo florido dell'essere umano. Purtroppo questo ci è toccato, quindi ci tocca un attimino fare di necessità virtù e lavorare su noi stessi affinché di essere parte attiva nel riqualificare quello che è il mondo, anche perché oggettivamente sottovalutiamo enormemente quelli che sono il potere dell'individuo nel collettivo. Noi pensiamo sempre di essere vittime di un collettivo, di non avere forza, perché tanto cosa posso fare io da solo? Ma se tutti ragioniamo così, a quel punto non si fa nulla. Quindi se si sviluppa, se tutti quanti ci impegniamo ovviamente per sviluppare una coscienza sociale, per sviluppare quelle che sono le nostre capacità di sentire, se accendiamo una lampadina per volta, alla fine quando magari saliamo su una scala e vediamo la cosa dall'alto, notiamo che invece abbiamo fatto una bella luce. Quindi non sottovalutiamo mai il potere che il singolo ha all'interno della collettività. Ora vediamo se Luciano è tornato oppure se mi tocca andare ancora a braccio e mi sa di no. E comunque vabbè, continuiamo per quanto riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale. Chiaramente l'intelligenza artificiale è uno strumento messo a disposizione dell'essere umano. Immaginiamo comunque di vedere una pistola su un tavolo, la pistola è uno strumento, può essere offensivo, può essere difensivo, quindi non è poi dopo l'oggetto in sé a essere simbolo di qualcosa di malvagio, è l'utilizzo che ne viene fatto. Ora sicuramente l'esempio della pistola è un esempio molto forte, perché chiaramente l'ascoltatore attento e intelligente potrebbe dirmi: se noi avessimo cari il valore della vita umana, il valore della pace, il valore della bellezza, chiaramente quella pistola diventerebbe qualcosa di inutile, probabilmente verrebbe riqualificata a fermacarte, però oggettivamente attualmente è questo il mondo in cui siamo. Anche l'intelligenza artificiale può essere uno strumento, chiaramente quando viene utilizzato per sostituire il genio dell'essere umano, e l'essere umano si convince stupidamente che la sua genialità sia stata nell'istruire la macchina, allora si lascia il fianco scoperto a qualcosa di molto brutto. E comunque sì, sei tornato? Sì. Perdonami, mi ero talmente innamorato della mia voce che stavo andando avanti fino alle 8 di stasera. No, anche perché diciamo le persone devono essere informate di ciò, perché perlomeno ti metti in un punto di osservare il tutto, di fermarti soprattutto e capire, perché sono bravissimi, diciamo, a rimodulare la nostra testa. Non a caso cercano di avere i bambini il più possibile, il prima possibile, in determinate strutture volutamente. La scuola è ormai indirizzata con determinati libri, che addirittura anche i libri li stanno riscrivendo. E un po' alla volta stanno riscrivendo tutto. Alla fine arriverà che avremo dei professori macchine che insegneranno dei bambini cosa, perché questo è un futuro che dobbiamo fare attenzione, secondo me. Allora, io credo che purtroppo, sai, l'educazione, cioè educare è qualcosa di veramente complesso, non è qualcosa di facile, perché non per niente una volta vi era il mentore, ossia una figura che stava vicino al bambino e lo accompagnava in una crescita, ma appunto era uno scambio uno ad uno. Ora io mi metto nei panni di un docente che deve riuscire a catalizzare l'attenzione di un cospicuo numero di ragazzi, con ovviamente il peperino sul sedere, perché sono giovani e hanno tanta voglia di essere in continuo movimento, in continua fame di stimoli,
e soprattutto molti di questi bambini ovviamente vengono da culture diverse, perché siamo una società che inevitabilmente sta abbracciando culture estranee. Questo porta anche a un arricchimento, ma ovviamente anche a delle difficoltà nei confronti dell'educatore, che ovviamente deve gestire più realtà, e a un certo punto inesorabilmente la sua energia viene scemando e purtroppo si trova costretto, come qualsiasi essere umano, a un risparmio economico, quindi riuscire a passare quello che può passare ed arrivare al prossimo ciclo di istruzione. Questa cosa è orrenda, ma è un evento inesorabile in una società così fast, così veloce. Ecco, è per quello che io consiglio chi ne ha la possibilità, però, di poter fare dei gruppi di scuole parentali, perché rimane circoscritto ai genitori e al gruppo, a questi gruppi, diciamo, l'educazione dei propri figli. E la anche perché io ho notato che le materie umanistiche lentamente le stanno boicottando, cioè le stanno mettendo come da parte, perché si sa che le materie umanistiche sono quelle che ti permettono di ragionamento, un pensiero, e soprattutto di mettere in discussione tutto, cosa che invece è un po' alla volta è come la garrotta, piano piano restringono tutto. Però noi dobbiamo essere forti e uscire da questo gioco. Guarda, qualora non volessimo avere questo tipo di visione, comunque rimane il fatto che purtroppo è un mondo dove c'è tanta manutenzione da fare, quindi inesorabilmente servono persone che fanno, non persone che ragionano, servono strumenti. Ovviamente l'essere umano è una persona in grado di lavorare. Il problema è che appunto quando si perde la dimensione ludica della vita, tutto quello che è il gioco è ogni cosa, il gioco è piangere, è ridere, il gioco è vivere ogni cosa con la voglia di farlo perché lo fai. Cioè essere quella cosa che stai facendo, non fare quella cosa che stai facendo. Però finché ci fanno passare da una mentalità ludor, quindi ludica, a una mentalità faber, quindi del fare, ovviamente noi diventiamo strumenti, diventiamo un cacciavite, diventiamo un trapano, diventiamo un martello. Una volta che si è smursato, si è rotto l'utensile, bisogna sostituirlo. Questo è inevitabile. Quindi ancora più che concentrarsi sul non ci vogliono istruiti, perché poi comunque l'istruzione, ora io dico una cosa che può risultare offensiva agli ascoltatori, però guardate che i libri di Socrate li trovate tranquillamente in edicola, basta che andate, li comprate, ve li portate a casa e ve li leggete per i fatti vostri. Cioè non demonizziamo l'istituzione, siamo anche responsabili nei confronti di noi stessi e ammettiamo che purtroppo per questo stile di vita che abbiamo, troppo veloce, troppo impegnativo, troppo assorbente, non ci impegniamo anche a fare delle cose che sono arricchenti per noi, quindi preferiamo tornare a casa, pulire in fretta e furia a casa, gestire le faccende che dobbiamo gestire, accendere la TV e rilassarci, perché abbiamo un estremo bisogno di abbassare tutta quella mole di lavoro che abbiamo fatto. Certo, va benissimo, ma impegniamoci anche a ricavare del tempo per arricchirci privatamente, se riteniamo che qualcuno non ci voglia arricchiti. Certo, io vorrei aggiungere anche che ci sono anche le biblioteche dove potete andare a prendere determinati libri, specialmente libri che hanno anche una certa età, che allora siamo sicuri che nessuno ci ha pasticciato sopra. Ogni tanto faccio anche l'avvocato del diavolo, nel senso che bisogna anche tenere in considerazione quello, perché i libri, come dicevo, non lo so, ma anche lì c'è qualcosina nei testi, parlo dei testi scolastici, stanno riscrivendo tante cose e sai che anno dopo anno le cose possono cambiare. Però, come hai detto giustamente tu, non bisogna mai disperare. Io, sai, su questo ripeto nuovamente, finché non ho l'onere della prova, finché non ho la prova in mano, io non posso permettermi di dire queste cose. Però posso girare la cosa su qualcosa di più concreto, di più tangibile, di più lavorabile, che è appunto l'individuo. Io in questo momento, quando mi rivolgo ai tuoi ascoltatori, non mi rivolgo a un collettivo, io mi rivolgo a uno per uno di loro che formano poi dopo il collettivo e spero appunto che loro abbiano, dopo questa chiacchierata, abbiano la voglia di dire: ma sai che c'è?
faccio qualcosa per me stesso, mi prendo un libro, leggo qualcosa, scopro qualcosa di nuovo, vado a ballare, non sapevo ballare ma ho deciso che voglio imparare a ballare, spero di cagionare questa sorta di spinta negli individui, non voglio sembrare quello che arriva con la verità in tasca e dice alle persone che stanno ascoltando, ecco, mo ve lo dico io come funziona la vita, io devo ancora capirlo come funziona la vita. Beh, quello è anche vero, anch'io sono dell'avviso, nessuno ha la verità in tasca, solamente, però io ritengo anche che a volte bisogna ascoltare la nostra pancia, Sì. che a volte ti dà delle informazioni che poi risultano vere, e d'altronde Sì. dicono che non è il secondo cervello, ma bensì dovrebbe essere il primo. Guarda, lo stesso Freud aveva comunque portato avanti degli studi su tutto quello che era il sesto senso, quindi la famosa istintività, che è la nostra parte più, diciamo così, spirituale, più anche rettiliana, anche più antica, che ci porta Sì, più appunto più vecchia, bravo, sì. È quel percepire, no? È il continuo sentire. Quando noi riprendiamo contatto con il sentire, quindi non più col fare, non più con la mente, perché purtroppo alle volte, sai, noi confidiamo che la nostra mente ci aiuti. La nostra mente ci aiuta tanto perché è uno strumento fantastico, è uno dei computer tuttora più potenti che ci siano in circolazione, ancora deve essere superato. Però purtroppo alle volte ci affidiamo talmente tanto al nostro cervello, io in primis, io sono Capricorno, quindi figurati, il mio cervello ne faccio proprio uno strumento di propaganda, però questo cervello mi intrappola, mi tiene lì nella continua ricerca di tecnicismi, di cose concrete, di cose tattili, e mi perdo tutto quello che è la bellezza del sentire, della pancia, del essere pianta. Tu hai mai visto una pianta? La pianta non è che si muove, non fa, rimane lì, ferma, eppure se tu la osservi è in continuo mutamento, è in continuo arricchimento, si spoglia quando è il momento di essere stanchi, si riveste quando è il momento di essere stupendi. Bisogna essere un po' più come le piante. Ti ripara dai raggi solari d'estate. Sì. Quindi è tutto accelerato, eppure c'è però ne sei consapevole. Io sto riscontrando, per dire, adesso ho 66 anni, 67. Dalla voce dicevo molto meno comunque. Diciamo. No, ma ci sono. Voglio dire, cioè, quando si è giovani non si pensa a nulla, si viaggia, si è via di seguito. Però a mano che si avvicina il traguardo, io conto di arrivare a 120 come minimo. Solo? Beh, ho detto come minimo. Ecco. E allora di conseguenza, però si diventa più riflessivi, si fa caso più a tante cose. Però riscontro che c'è una parte che tende, diciamo, a mettere in dubbio, porsi delle domande, altri diciamo un po' meno, forse perché magari hanno segnato troppo e di conseguenza sono stati presi nelle maglie della TV, perché la TV credo che sia uno dei primi fautori di tutti quei problemi che stiamo vivendo ora. Come dicevi tu, bisognerebbe spegnere anche la TV, prendersi un bel libro oppure fare una chiacchierata in tranquillità con persone, con amici, gruppi. Quello sarebbe stupendo, se ritrovassimo il piacere della convivialità, dello stare insieme, quello sarebbe stupendo, sì. Arrivare il sabato sera a fare le 4 di mattina con amici e solamente a chiacchierare, sì. Chiacchierare del più e del meno, a filosofeggiare dei massimi sistemi, sì, sarebbe veramente un traguardo mirevole. Beh, io però adesso vedo anche qui in radio, sì, ci sono dei gruppi che sono formati, che portano condivisione, lavoro nei campi, per dire, la socialità, l'aiutarsi anche tramite i gruppi di acquisto solidali, insomma. E questo è un sistema che non è isolarsi, perché poi questi gruppi, bene o male, si espandono nelle varie parti d'Italia, perché io ho riscontrato anche in altre parti d'Italia ci sono questi gruppi che nascono, perché c'è poco da fare. Noi siamo fatti per stare in socialità, non siamo stati fatti per rimanere ognuno a casa sua, nascosti, quello che hanno cercato di fare negli ultimi anni passati, ma che comunque si vede che anche questo doveva servire a noi,
Certo. come quando devi temperare un ferro, che lo scaldi, lo metti nell'acqua fredda, e lo stesso sta avvenendo per noi, insomma. Sì. Qui abbiamo anche ciao, grazie, sono d'accordo per il sentire, però tutto è in cambiamento e tutto si trasforma. Adesso ascolto Certo. la radio in macchina, e una volta io credo che va vissuto ogni tempo, anche l'artificiale. Certo che sì, come diceva prima Lorenzo, la tecnologia, se ben usata, per esempio noi siamo contrari alla plastica e quant'altro, è vero, però se non ci fosse la plastica e i cavi elettrici che trasmettono per poter far funzionare questa radio e via di seguito, non potremmo usarla. Quindi la tecnologia deve essere usata correttamente. C'è un mio carissimo amico che al figlio gli dice sovente, se lo vede usare il telefono è come una cassetta degli attrezzi, lo devi prendere in mano quando ti serve, dopodiché la cassetta degli attrezzi la metti in un angolo. Sì, credo che sia un ottimo esempio. Sì, il discorso è questo, no? Ricentrare un pochettino l'attenzione, sempre quello, non permettere alle cose di diventare un intrattenimento, nel senso di prenderci e di essere loro a governare noi. Dobbiamo sempre essere noi in grado di governare noi stessi e le cose che utilizziamo. Ritornando, perché altrimenti qui ce ne sarebbe da parlare effettivamente, però siamo partiti col discorso appunto di questo algoritmo che simula la voce e riesce, diciamo, in tutti gli archivi informatici che ci sono, lui riesce a prendere tutto quello che serve, lui riesce a comporre, abbiamo tutte le voci, cioè una certa linea di voci e via di seguito, però ci sono degli artisti adesso qui che non servono più allora a questo punto, per riuscire a sopravvivere. Per esempio, tu adesso, per riuscire a trasmettere le tue canzoni al pubblico, se usi una piattaforma, mi sembra Spotify, ha una buona parte sì. I brani sono su Spotify, sì, altri su YouTube, ma sì, tendenzialmente su Spotify. Per noi, per riuscire a sopravvivere, noi si sopravviverà affinché avremo le forze economiche, perché principalmente sta diventando questa tipologia di battaglia, per riuscire a produrre il nostro genio. O uno sviluppa le competenze per fare tutto in autonomia, o purtroppo chiaramente subentrano nella musica una serie di figure, produttori, uffici stampa e questo e quell'altro, che giustamente offrono dei servizi e non lo fanno pro bono, lo fanno a pagamento. Finché le finanze permettono all'artista di continuare la sua missione artistica, chiamiamola così, per nobilitare un po' il tutto, l'artista continua e poi dopo inesorabilmente il suo genio rimane a vivere perché rimane dentro di lui, però le risorse a sua disposizione non gli permetteranno di essere artista e quindi dovrà valutare un altro modo di fare le cose. Chiaramente diventare autore sta diventando sempre più difficile, perché già ai tempi di Totò si diceva che gli autori delle canzoni erano sempre quelli, quindi figuriamoci adesso. Certo. Poi c'è un'altra cosa sempre inerente, io non sono bravo, diciamo, non ho l'orecchio, mia moglie sì, invece ha l'orecchio fine, e ascoltando tanti ragazzi giovani dice sì, che alcuni hanno delle belle voci, però poi quando vanno, per dire, dico, a Sanremo, oppure iniziano a utilizzare quel sistema, l'autotune, c'è qualcosa che cambia. Questo si ritorna sempre al concetto di quella perfezione estetica di cui parlavamo prima. Ora io ricordando un amico che purtroppo è venuto a mancare il 31 dicembre 2024, Paolo Benvenu, un grande cantautore, lui mi diceva: Lorenzo, attualmente se vuoi mandare un prodotto a una casa discografica deve esserci l'autotune, devono esserci effetti vocali, perché se tu la mandi asciutta nella sua bellezza, nella sua sincerità, non viene valutata perché è fuori mercato. Quindi attualmente il mercato si è plasmato, si è adattato in questa direzione, perché ovviamente l'ascoltatore ha temperato l'orecchio a questa proposta. Perché?
Dimmi. No, dicevo, perché addirittura uno che non è intonato con questo dispositivo riesce a, diciamo, a far bella figura. Ma che poi se ne perde il senso, cioè, ragazzi, uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto nella storia della musica italiana non sapeva azzeccare una nota che fosse una, parlo di Lucio Battisti. Cioè, non mi veniate a dire che era un grandissimo cantante, se intendiamo il cantante come colui che sa cantare, però quante emozioni ci ha regalato? Quante emozioni ha saputo regalarci? In effetti gli LP di Battisti li ho tutti. Ma dai, ma per piacere. Ora, il problema è questo, no? Se noi pensiamo che ci emozioni una nota fatta bene, lì è grave, non è il tecnicismo di quella nota. Guarda, questo è un problema che io ogni tanto riscontro appunto all'interno del doppiaggio. Io purtroppo e per fortuna, dicono gli altri, io non lo penso, ma dicono gli altri, che sia nato con una voce piacevole, una voce molto colorata, piena di armoniche, molto particolare, proprio inteso come strumento musicale. E purtroppo ogni tanto mi capita di appoggiarmici, cioè proprio la vado a cercare. E questa cosa, ma dovresti vedere di che bruttezza diventa quando poi dopo la vai a ascoltare, perché perde tutto quello stomaco, tutta quella potenza delle emozioni che rendono sincero un messaggio, e non c'è niente di più bello della verità. In effetti, ritornando sempre appunto a questi ragazzi che non sono loro che cantano, perché la voce viene rimodulata, c'è qualcosa appunto, io ti dico, io onestamente non riesco a percepirla, non riesco a capire uno che invece magari come te, che è del settore, o chi ha un buon orecchio musicale, riesce a percepire tante cose. Questi ragazzi qua effettivamente, come ti dicevo prima, avrebbero delle belle voci, ognuno ha la sua voce, invece le stanno appiattendo, le stanno tutte uniformando. Probabilmente, sai, questo renderà ancora più facile rendere sostituibili i cantanti veri. Per ora siamo arrivati a sostituire i cantanti che sanno cantare con quelli che non sanno cantare. Probabilmente il prossimo passo potrebbe essere sostituire anche quelli che non sanno cantare con quelli che non esistono. Quindi beh, diciamo, io sono amante della fantascienza, nel senso, e anche di libri fantascientifici, quali c'era il grande Isaac Asimov, per dire, che ha fatto delle trilogie non indifferenti, dove c'erano anche che adesso è un'amnesia, diciamo la visione tridimensionale, però non reale, ecco, che adesso mi sfugge l'aggettivo corretto. Comunque quella, in poche parole. Di conseguenza puoi trasmettere un'immagine di una persona come fosse reale, invece non è reale, e c'è il rischio che arriveremo anche a quello. Poi abbiamo la voce, che possiamo scegliere il tipo e tutto via di seguito, i testi che vengono riscritti, e il gioco è fatto lì, per quanto concerne un futuro un po' particolare, che sicuramente... Un po' la Blade Runner. Beh, già Blade Runner è già qualcosa di diverso, ma quelli di Isaac Asimov proprio sono arrivati, ricordo c'era un che trattava i solariani che vivevano da soli, erano androgeni e di conseguenza ed erano serviti in tutto e per tutto dai loro robot e quant'altro. Lì è proprio il massimo, dico, del degrado, secondo me, per quanto concerne questa intelligenza che abbiamo noi, l'umanità, anzi, no, rettifico, la nostra umanità. Per quello dico che dobbiamo rimanere, guardare dentro di noi, come hai detto giustamente tu, perché è solo fare una ricerca interiore che riusciamo a vincere la parte negativa. Sì. Poi sai, purtroppo il problema di quando si trattano questi temi è che tutto è evoluzione e involuzione. Dipende il punto verso cui ti vuoi avvicinare, perché se il punto è l'apice del progresso scientifico, chiaramente l'IA è evoluzione pura.
Se invece ci giriamo dall'altra parte e che ne so, vogliamo parlare di contatto con l'umano, contatto con l'elemento spirituale, tutto, chiaramente ci rendiamo conto che la tecnologia spesso è in evoluzione in relazione a questo parametro. E quindi purtroppo è tutto da contestualizzare e molto spesso non siamo più in grado di creare i giusti contesti, quindi esondiamo, cioè noi creiamo un luogo dove dovrebbe andare inserito una determinata tematica e poi esonda, puff, esce fuori dappertutto, collide con ogni cosa che ci riguarda nella vita, e questo ovviamente porta a delle contaminazioni. Certo. Allora mancano 4 minuti circa, anzi 3 minuti circa, poi ci parte la pubblicità. Comunque poi continueremo un altro po' con la nostra chiacchierata, perché volevo avere un'idea, per dire, abbiamo dei cantanti tipo Zucchero oppure anche Vasco Rossi quando sono stati a Sanremo, perché poi magari parleremo un attimino di Sanremo, queste scelte un po' come dicevo sempre, di queste voci piatte, secondo, come dice sempre mia moglie, di questi personaggi che si sono posizionati quasi in ultima classifica, se non ultimi, penultimi, di seguito, però poi sono stati premiati. Perché? Perché ognuno ha la sua voce. Io so che tutti i cantanti di una volta li riconosci dalla voce, da Celentano, da Morandi, cito questi per dire adesso quelli del periodo maggiore, anche la Gigliola Cinquetti, per dire che è una mia compaesana, per dire... però ognuno ha la sua voce, anche Lucio Dalla, poi tutti, diciamo, però ultimamente cioè non riesci neanche a sapere chi è quello che sta cantando. Credo che sia un discorso, sai, di ottica funzionale, nel senso che quando il cantante si smette di vederlo come artista, ma si comincia a vederlo come strumento che deve garantire il massimo profitto, chiaramente viene anzitutto cercato un profilo vocale che possa essere aderente al genere musicale, quindi nel pop vanno avanti i tenori. Ti faccio un riassunto molto spiccio della cosa. Nel pop vanno avanti i tenori, quindi già abbiamo levato via i baritoni dal pop, i baritoni devono fare alto, i baritoni devono fare Frank Sinatra, perché quello si sposa con le voci baritonali, e già questo ha castrato enormemente l'artista che vive all'interno dell'essere umano, e già l'artista comincia a dire se sono tenore devo fare pop, vuol dire con questa ottica come si veste un cantante pop, che tipo di spinta ha un cantante pop. Poi sai, la maggior parte dei prodotti musicali si basa sempre su prendere cose già fatte, dargli una rispolverata, una ristrutturata, fargli il 110, diciamo così, e poi dopo metterle fuori in quel modo. Quindi sei sempre lui è il Bruno Mars italiano, lui è il Freddie Mercury, sei sempre qualcos'altro all'italiana. Ma porca miseria, ma Lucio Dalla non credo che fosse qualcosa di straniero fatto all'italiana. Lucio Dalla era proprio Lucio Dalla, porca miseria. Allora, vorrei leggere un attimo due cose per richiamare il discorso dell'autotune qui. L'autotune è un software proprietario, è stato creato dall'Antares Studio Tecnologie nel 97, quindi in questo caso c'è, diciamo, Pippo Baudo è stato esonerato perché lui, mi sembra, l'ultimo l'ha fatto nel 96. Quindi lui, diciamo, non viene preso in considerazione per le varie scelte e via di seguito. E riporta altresì che questo dispositivo inizialmente era usato solo come correttore, strumento di correzione, invece ora serve per creare effetti sonori caratteristici di alcuni generi musicali. Di fatto sto leggendo l'articolo, di fatto questa tecnologia è in grado di alterare dal vivo la voce di un cantante, agendo molto velocemente e producendo diverse sonorità. Questo è tanto. Quindi adesso so che mi sembra Conte, adesso non mi ricordo il presentatore lì, sia lui che abbia imposto l'utilizzo di autotune, diciamo lui nel senso, o chi ha spinto per lui, insomma, ecco. Allora, Conti, non credo che sia imporre, perché è un po' ingiusto. Diciamo che purtroppo qual è? Se tu fai una kermesse, fai una scaletta dove un buon 70-80% sono gente che fa trap o comunque gente che fa
un filone di musicale affine o che comunque tocca un po' quel mondo, e il loro strumento principale è appunto l'autotune per poter performare come performano, non è che lo imponi, è che lo devi rendere permesso, perché sennò casca il palco. È come dire, sto organizzando un evento dove parteciperanno al 70% calciatori, però mi raccomando, non è permesso portare scarpette coi tacchi, palloni da calcio e cose varie. E che ci chiama a fa? Cioè, giustamente devi creare il posto dove loro si possono esibire. A me ha fatto sorridere, ora farò un nome, non si dovrebbe fare, ma lo faccio perché tanto alla peggio mi impiccheranno in piazza, che dovranno fare. Tony F mi ha fatto sorridere un sacco, che è riuscito, è l'unico cantante in Italia che è riuscito a sconfiggere l'autotune. L'autotune non ha capito cosa stava facendo la voce di Tony F. È incredibile sta cosa, è riuscito a sconfiggere una macchina. Pazzesco. Non lo so, io ti dico, non sono afferrato in questo campo qua e quindi non conosco questo Tony F, però presumo è un rap anche lui, immagino, no? Sì, un rap trap, tra l'altro contesti alquanto a mio avviso discutibili, sai, l'arte, ora dico una cosa un po' paracula, ma l'arte è tutta bella, no? È un po' come i bambini. Però anche no, oggettivamente te ne vai a casa e con la tua compagna, il tuo compagno dice Madonna quanto era brutto quel bambino, però non si poteva mica dirglielo alla mamma, però. E capisci, però bisognerebbe alle volte avere il coraggio di dire ma che è sto schifo, perché se no se non lo si ha, lo schifo comincia a prendere piede e diventa sto buonismo, ci ritorna addosso a noi come una mazzata sulla nuca, e uno dovrebbe avere il coraggio di dire figlio mio, non sai cantare, va a fare qualcos'altro, va a fare il muratore, va a fare qualcos'altro, punto. Sì, ma allora chi è che gestisce, diciamo, in Sanremo l'entrata di queste voci? Perché io ricordo, perché avevo letto qualcosina, una volta era lui Pippo Baudo che sceglieva tutte le varie scalette. Io come sempre mi va di dubitare, non lo so per qual motivo, poi adesso prima ho detto Conti perché si vede i due nomi mi riportano sempre a determinati personaggi che non sono loro, ma bensì sono chi è dietro di loro, che usano determinate e che portano avanti determinati programmi anche, come questo. Sì. Cioè, ma se io dico cavolo, ma perché guardare Sanremo a questo punto se è tutto falso? Allora, purtroppo sai, Sanremo ha sempre avuto questo potere divisivo che come tante altre cose hanno questo potere di pane circense, no? Così come io t'ho fatto, mi pare anche l'altra volta t'ho fatto questo esempio, quando a un certo punto gli imperatori romani si erano accorti che la gente stava smettendo di andare al Colosseo a vedere i gladiatori che semenavano, che ha fatto? Ha detto sai che facciamo? Inventiamo una nuova classe di gladiatori, i razziatori, che erano quelli con la rete, no? Con la rete e la lancia. Mm-hmm. E giustamente la gente ha ricominciato ad andare a vedere il Colosseo, ad andare a vedere i gladiatori. Così facendo si è ritrovata di nuovo intrattenuta in determinate dinamiche e non guardava più il resto. C'è una serie su, ora mi dispiace sempre fare pubblicità, però vabbè tu sei uno abbastanza libero, quindi non facciamo cose brutte, però su Amazon Prime c'è una serie che si chiama Those About to Die con Anthony Hopkins che fa la parte di Vespasiano, se non ricordo male, che appunto durante una sommossa del popolo fa partire subito di getto una gara di bighe. E giustamente la sommossa cessa e tutti vanno a vedere la gara di bighe. Non volevo con le partite di calcio quando ci sono stati i vari problemi, insomma, come sempre. Che te devo dire? La storia è ciclica e le emozioni sono sempre quelle, e chi le sa utilizzare sa manovrare. Io non posso dire che la cosa sia strumentale, perché ovviamente non ho il potere, non ho l'autorità, non ho le prove per dirlo. Però sai, c'è chi dice che
un indizio è casualità, 2 indizi cominciano ad essere una prova, 3 indizi uno dice figlio mio, che dobbiamo fare? Cioè, quindi diciamo che è un po' così. Questo non vuol dire avere quest'ottica sempre, sai, guardinga nei confronti del mondo, però sviluppare un senso di autocritica, critica, consapevolezza e cominciare a dire ok, me la vado a vedere la cosa che mi intrattiene, ma allo stesso tempo rimango cosciente, rimango attivo, rimango vigile su tutto ciò che mi accade intorno. Quindi ben venga Sanremo nel momento in cui è il momento di farci una risata e guardare qualche cantante stonare. Una volta avremmo guardato magari qualche cantante cantar bene, però ricordiamoci che Sanremo nasce nel Casinò di Sanremo e nasce come evento per intrattenere gli avventori del Casinò che andavano a mangiare, si mangiavano la pasta asciutta, la lasagna finché i cantanti cantavano. Quindi nasce così. Dopo che succede? Arrivano gli interessi economici perché giustamente il format comincia a piacere, arrivano gli investitori, comincia la gara d'appalti, Rai se lo vince, tra l'altro mi pare che sia finito quest'anno l'appalto con la Rai, quindi il prossimo Sanremo va rifatto la gara d'appalto per vedere che canale se lo piglia. Molto probabilmente, visto le disponibilità economiche, sarà una guerra tra Rai e la 9, quindi probabilmente succederà questo, verosimilmente, ma questo guarda è tutto calcolare spiccio, non è che io sono complottista o ho la verità in tasca, è proprio un calcolo spiccio su quelle che sono le disponibilità economiche dei vari canali e quelle che sono le possibili manovre che possono venirsi a creare da un evento così importante come Sanremo. Io se fossi la 9, quindi Warner Brothers, quindi gli americani, me lo piglierei, ci metterei Amadeus perché ho visto che è bravo a presentarlo e bam, ecco il nuovo Sanremo del 2026. È trovato. Ma questo, ripeto, questo è spiccio, questo è proprio spiccio, è chiacchiericcio da bar, quindi non sono prove, non è un fare il sobillatore, però così a vedere un pochettino come stanno andando le cose è uno dei futuri possibili. Ecco, per quanto riguarda invece, dimmi. Un'altra cosa, dicevo, sempre per questo autotune, diciamo, oltre che nei cantanti lì a Sanremo, ma viene usato anche nei programmi tipo quelli che cercano i talenti o quello dove c'è che è Amici lì, dove fanno le gare di canto e via di seguito, in tutti oppure solamente in determinate occasioni? Mi vuoi far proprio bannare dalla società artistica? No, guarda, sai che non si può toccare Maria perché nel momento in cui tocchi Maria sei morto, però nel senso... No, ma è solo nel senso lo utilizzeranno anche loro, immagino, perché se è questo il format che poi deve essere lanciato anche nei vari spettacoli, perché io adesso mi riaggancio un attimo a Ultimo, anche Ultimo è stato un attimino bannato, mi sembra, da grossi gruppi, però alla fine lui è riuscito a farsi il suo come si dice, la sua cerchia, il suo pubblico, ed è anche ben seguito. Ultimo c'ha una bella arte, ma soprattutto c'ha una cosa ancora più importante, c'ha il papà coi soldi e questo aiuta. C'ha il papà che è un ingegnere del genio civile del quartiere San Basilio di Roma, è uno che fa consulenze belle interessanti, che comunque c'ha un giro di risorse. Figlio mio, cosa vuoi fare? Voglio fare il cantante. Va bene, dai, ti dà una mano papà. Eccolo qua. Vado io da mio papà che giustamente è in pensione. Vado io da mio papà che è in pensione, dico papà voglio fare il cantante, mi fa tieni 50 euro perché giustamente le risorse quelle sono, ma con 50 euro che ce fai? Cioè, quindi capisci, uno dice no, c'è una frase nella sociologia che dice con l'avvento della rivoluzione industriale muore il classismo, ma che cazzata è? Scusami, ogni tanto trascendo nel volgare, ma non è così. Perché ancora adesso chi ha più risorse può fare di più, perché ti faccio un esempio, no? I corsi di formazione per quanto riguarda il doppiaggio, che giustamente hanno un costo, perché è difficile gestire un corso di doppiaggio, devi prenotare la sala, devi pagare il docente, devi organizzare il corso e comincia ad avere un costo. Là si crea già una boa, perché può accedere chi ha le risorse per pagare il corso, e ovviamente più risorse hai, più corso e formazione puoi fare. Questo è uguale dappertutto, no? Un po' come era, che ne so, il ragazzo che ha fatto il master alla Bocconi si ritrova a fare il dirigente di banca, quello che giustamente ha potuto fare il geometra nell'istituto di paese è fortunato se comunque riesce a creare il suo studio da geometra. Questo è inevitabile, quindi
forse è vero che non esiste più il classismo, nel senso che magari non ne parliamo più in quel modo, però comunque è conseguenziale. Io vedi, ascolto e la mia mente in questo momento mi riporta a tante situazioni che ho modo di vedere e di percepire anche. Perché una volta, diciamo, i cantanti facevano la gavetta perché andavano in giro nei vari, come si dice, le varie sagre o i vari cantagiro, quali erano. Immaginiamoci Ligabue alla festa dell'unità, che è successo, no? Giustamente. Beh, io mi ricordo Vasco Rossi a Rovigo alla festa dell'unità, che non era neanche ancora gettonato, ma dico aveva un seguito non indifferente già allora. Oppure a Mestre al Parco Bissuola con 10 persone davanti. Quindi però alla fine questi personaggi qui hanno fatto quello che hanno fatto e non credo che hanno usato dispositivi elettronici per correggere o gestire il tutto. Vasco Rossi io credo che sia un fenomeno estremamente divisivo, perché c'è chi lo giudica tanto, no? Ora, al di là dell'aspetto umano, che lasciamolo perdere, perché tanto sfido a trovare qui, io compreso, un essere umano che non commette i suoi errori. Quando arriva viene da me e guarda, gli faccio una statua io a mano. Comunque, nel suo lato artistico, Vasco Rossi ha portato una grande verità sul palco. Se noi andiamo a vedere i suoi testi sono proprio sinceri, lui parla spiccio, non usa neanche tante metafore poetiche, non ha bisogno di fare chissà che costruzioni, ma ti inserisce talmente tanto nel testo, in quella verità che lui ha vissuto e lo senti che ha vissuto, che lì viene fuori l'emozione. Come dicevamo prima, l'emozione più bella, ciò che vibra di più è la verità e la sincerità, e Vasco Rossi sul palco è sincerità, piace, non piace, ma è sincero. Sì. Ecco, un altro cantante delle vecchie voci storiche, Massimo Ranieri, anche lui ha cantato sul palco lì del coso, riporto sempre, leggo l'articolo qui, e assieme a Marcella Bella, che hanno cantato senza quella puntini di autotune e sono stati bravissimi. E poi c'è stato anche Olli, quel ragazzo giovane, quello alto, quel baffettino. Sì, 1,95 m di stangone. E anche Giorgia, ecco, questi sono che hanno cantato senza questo dispositivo, quindi i cantanti possono scegliere se vogliono. Guarda, Olli non mi sembra che non abbia cantato senza autotune, se questo dice glielo lascio dire, ma non mi ricordo tutte le performance, ma non ho questo ricordo della sua performance senza autotune in realtà. Io non te lo ricordo che ha cantato ricordo che ha cantato di pancia, ricordo che ha cantato veramente il suo pezzo, forse è l'unico artista che veramente è salito sul palco a cantare il suo pezzo proprio di pancia, sentendo quello che stava dicendo, quello sì. E guarda, ti dirò la verità, visto com'è l'andazzo musicale attuale, mi spendo anche di dire che secondo me Olli sto Sanremo se lo merita pure, perché comunque ha portato una certa verità sul palco, a prescindere da autotune, testi, questo e quella. Io ho visto un ragazzo sincero che è montato sul palco, ha fatto il suo e si è portato a casa la pagnotta. Sì. Leggo sempre qua alcuni articoletti per dire: la prima a usare l'autotune è stata Cher, già lei di per sé. Col brano Believe. Col brano Believe. Bravissimo. Nel 1998. Quindi è una cosa che a livello, ecco, vedi. Sì, ma Cher è una cantante ora parliamo spicci, con gli attributi giusti, diciamo. Esatto, cioè voglio dire, Cher è una cantantona, non è una cantantina mediocre che se gli spegni l'autotune non sa cantare, cioè se è una ricerca dell'effetto, capisci? Allora lì mi piace. No, perché effettivamente all'inizio l'autotune serviva come strumento per effettuare anche degli effetti sonori specifici. Sì. Quindi lei magari, come riallacciamo il discorso dell'imperatore che dice ora di cambiare perché qui si stanno abituando a una cosa e si stanno stancando, noi gli troviamo qualcosa di diverso, in modo che così ritrovino la voglia di ascoltare. Però chi ha l'orecchio vecchiotto, queste cose qua sicuramente non piacciono. Guarda, non lo so, perché secondo me, sai, il bello è bello, cioè io comunque sono uno sfigato, nasco negli anni 90, quindi
nel 90 anzi nasco, quindi ho avuto il bagaglio di tutto quello che c'è stato, ho sentito lo strascico dei Queen, dei Led Zeppelin, e di tutti quei gruppi che veramente dice mamma mia, che hanno fatto qua? E però ho vissuto anche la rivoluzione quella informatica, l'avvento di internet, noi nati in questo periodo storico siamo veramente che non ci capiamo niente, non capiamo da che parte dobbiamo guardare, guardi avanti e ci sono tutti strumenti che non ne diventi mai pienamente consapevole, guardi indietro e dici Madonna quanto sarebbe stato meglio se fossi nato 20 anni prima, quindi è un periodo un po' complicato, però questa fortuna di essere nato in mezzo mi permette anche un pochettino di apprezzare sia quello che viene e quello che non è quello che è stato. Secondo me ovunque c'è bellezza, anche dove però si riesce a mettere appunto bellezza e sincerità. Quando poi dopo il brano diventa qualcosa che deve assolutamente vendere, quindi diventa uno strumento di vendita, lì chiaramente diventa allora fast food. Lì cade il diventa palco. diventa qualcosa di buono finché lo mastichi, ma poi dopo lo riascolti 2 mesi dopo e dici ma cazzo, ma sto schifo stavo ascoltando 2 mesi fa. Non so se agli ascoltatori è mai capitato questa cosa, che riascoltano dopo un po' un brano che era il boom di quell'anno e dicono ma non è tutto sto granché, succede alle volte, sì. È perché giustamente quel brano era stato costruito con l'ottica di spaccare il mercato in quel momento, distruggerlo, macinarlo e poi dopo veniva accantonato. Secondo me un brano veramente che assolve questa funzione è Cuoricini dei Comacose. Non so se c'hai presente. No, non ho. Non ti preoccupare, Cuoricini dei Comacose è proprio la canzone che ti si infila nelle orecchie e non ti molla più. Però se uno si impegna ad ascoltare un pochettino il testo, c'è un interessante lavoro nel testo, quindi io direi agli ascoltatori di ascoltarsi Cuoricini dei Comacose prima come se fosse una canzone radiofonica che ci deve far ballare e poi dopo con un po' di attenzione al testo, perché soprattutto nella prima parte ci sono delle cosette un po' su cui riflettere. Che sono importanti, quello è anche vero, che a volte ci sono delle canzoni che inizialmente non piacciono, però poi quando ti soffermi a prendere coscienza di quello che stanno dicendo, ecco che allora trovi qualcosa di utile che dici sì, questa è buona. Guarda, nel caso specifico qua è diversa la cosa, perché la canzone ti piace sin da subito, perché la canzone funziona, la canzone è bella. C'è un ritornello che è orecchiabile, dici? C'è tutto che va, la cassa che funziona, il ritornello orecchiabile, poi dopo quando vai a ascoltare il testo ti accorgi pure che dice delle cose sensate. E questa è veramente la parte bella, che non solo è bella, ma ci hanno messo pure cose scritte con criterio. E questo è interessante, quindi vuol dire che se comunque ti impegni a fare qualcosa di vendibile, hai anche quel margine artistico per poter infilare dentro dei concetti interessanti. Mi ripeti il nome, che così sono curioso adesso? Sì, Cuoricini di Comacose. Comacose, Cuoricini. Sinceramente non è un gruppo che non mi trovi la mia galleria, diciamo, intasata dei loro brani, però io sono dell'idea che l'artista non si valuta per l'artista si valuta per l'arte che produce, quindi ci sono canzoni che non funzionano e dici quella canzone è brutta per te ovviamente, e canzoni che funzionano e dici quella canzone è bella per me. Non si può generalizzare Olly non mi piace, punto. No, perché se andiamo a vedere la carriera di Olly sicuramente ci sarà qualcosa che ci rappresenta e qualcosa che ci rappresenta meno, bisogna sempre avere questo coraggio di impegnarsi ad ascoltare le cose. Sì, no, quello è vero, bisogna però avere anche un bagaglio di conoscenza per poter riuscire, diciamo, a scindere, perché altrimenti, io parlo per me che, come ti ho detto, io non ho né orecchio, non me ne intendo, io guardo solamente se diciamo mi trasmette qualcosa. Hai il miglior orecchio in assoluto, allora. Tu dici? Io in effetti, certo, guarda, io quando faccio ascoltare delle canzoni che tra loro si legano, ma vado di pancia nel senso sì, l'orecchio ascolta, però ci sono delle cose
che mi attirano e quindi le segno, me le scrivo e poi si collegano da sole. Cioè, in poche parole, a volte mi capita, non sempre, che però la mia scaletta musicale una tira l'altra, sembra quasi che si susseguono anche con quello che dicono soprattutto, Certo, non solo certo. con la musica, ecco. E io non ho doti canore, avevo studiato un po' di solfeggio da ragazzino, dovevo suonare il sax, qualcosina, ma poi non è andata, quindi. Ma guarda, l'arte non è una cosa per artisti, l'arte è una cosa per esseri umani. Chiaramente fare arte implica dei tecnicismi, questo è assoluto, ma quando poi dopo si cade nei tecnicismi, poi dopo l'arte smette di esserci, quindi il tuo orecchio va più che bene, l'orecchio di qualsiasi ascoltatore, anche dei cantanti più stonati, va bene, perché finché la pelle vibra, finché la pelle fa i cosiddetti brividi, vuol dire che il brano è bello e là non c'è orecchio istruito che tenga. Io ho ancora in memoria quando, essendo nativo di Verona, andavo spesso in arena e vedere i vari concerti, anche il festival bar, diciamo, è proprio i gruppi di persone così che partivano il meglio del meglio, diciamo. Certo. Adesso sì, però non lo so, ma vedo, come si dice, una uniformità nelle voci di questi ragazzi qua. Me lo denunci spesso in questa intervista, quindi non mi sento di dirti di no. Sai, purtroppo quando tu fai intervenire chiaramente i macchinari, quindi diciamo così, crei una corsia dove quel cavallo deve correre, più vincoli metti e più si perde il senso di avere i cavalli diversi, perché tanto comunque tenderanno tutti a pressarsi nella stessa prestazione. Bisogna avere anche il coraggio di permettere all'artista di sbagliare, perché probabilmente in quello sbaglio ci sarà maggiore bellezza. No, te lo dico, non è per rimarcare, ma perché appunto per la mia ignoranza in materia, però ascoltando magari in radio, in macchina, che il suono della macchina insomma è sempre fra virgolette, a volte le voci dici, ma questo chi è? Quello chi è? Mi sembra questo, mi sembra quella, ma no, guarda che non è quella. Poi alla fine compare il nome e dice, ah cavolo, pensavo che fosse l'altra, ecco perché sì. dico, forse è dovuto alla mia, diciamo, la mia ignoranza su il mercato, questo settore, ecco. no, non è una questione di ignoranza, è che appunto il mercato discografico attuale si concentra di più nel farti innamorare delle canzoni piuttosto che dei cantanti, quindi tu arriverai al punto che giustamente te ne frega poco di chi canta cosa, l'importante è che la canzone ti faccia ballare, ti faccia divertire, ti piaccia. E una volta c'era un processo diverso, no? Ci innamoravamo prima del gruppo o dell'artista, perché comunque l'artista era portatore di un concetto filosofico, e successivamente ti innamoravi del brano. Mi viene da pensare, che ne so, ad esempio di Battiato, cioè Battiato, io ancora prima di vederlo come autore, cantautore, io lo vedo proprio come filosofo, cioè aveva ovviamente una ricchezza di pensiero che era quello che ti portava a stimarlo, e collateralmente poi anche la sua musica. Sì, io ho avuto modo di leggere alcuni libri riguardo la vita di Gurdjieff, dove appunto Battiato richiama tantissimi, diciamo, tante canzoni sono proprio centrate su l'esoterismo di Gurdjieff. E un'altra cosa che vedi, il diavolo porta via, sempre inerente, diciamo, ecco, a queste voci qui. Anche Battiato ha una voce particolarissima. Io, per dire, inizialmente, le prime volte che l'ascoltavo, non era il massimo per me, perché io, diciamo, un po' forse per il lavoro che ho fatto, un po' tutto, mi sono perso una certa parte. Poi un po' alla volta, chissà, era l'ora che dovevo svegliarmi. Devo anche ringraziare mia moglie, perché anche lei, che aveva più, come ho detto, ha un orecchio molto più portato per la musica, Certo. E allora inizi a soffermarti, anzi ho rallentato. Quando rallenti
esci dal turbine, diciamo, della vita moderna, fra virgolette, ecco che se ti soffermi ad ascoltare determinati artisti, cantautori e quant'altro, ti trasmettono canzoni che poi dici cavolo, e incominci a tirare via un po' di polvere dalla testa. Sì. Questo è assolutamente vero. Sai, il concetto appunto del rallentare è quel mindfulness di cui parlavamo prima, cui tra l'altro secondo me il Veneto è una delle regioni che meno permette uno sposare un'ottica mindfulness, perché giustamente il Veneto è una regione che corre tanto, c'è sempre da fare, sempre da fare. Quindi questa cosa però ovviamente porta a venire un po' ubriacati da questo fare, e si perde quella dimensione del rallentare, di seguire il flusso, di respirare, di fare quelle cose che giustamente quando uno comincia a farle, perché anch'io quando ho cominciato a farle mi innervosivo ancora di più, perché dicevo sto perdendo tempo, sto buttando tempo, fino a un certo punto arriva il switch, il cambio, così diciamo, il giro di boa, e dici cavolo no, è così che dovrebbe essere, tutto molto più lento. Adesso ecco, mi è venuto in mente che quello che volevo agganciare a questo qui, mi riferisco a Red Ronnie. Red Ronnie, lui è stato anche lui un pochino, diciamo, non più gettonato dai vari media nazionali e quant'altro, e quindi lui ha continuato la sua strada. Lui sta portando avanti appunto nella sua piattaforma con il Roxy Bar e quant'altro, diciamo dei nuovi cantanti esordienti che non vengono, diciamo, presi in considerazione dai grossi gruppi, dico io, che gestiscono oppure che manipolano questo settore qua. Tu invece utilizzi la piattaforma di Spotify per farti conoscere, diciamo. Ma quello che mi premeva, perché diciamo un personaggio come Red Ronnie, che ricordo ancora il tempo quando era MTV, addirittura ricordo che era andato a intervistare i Beatles e si era seduto su quella famosa, sai che c'è una canzone, un video dei Beatles che camminano su un passaggio pedonale, e lui si è seduto a fare questa intervista e vi dice, questa è rimasta, diciamo, nella memoria. Dico, sto perdendo il filo del discorso. Perché non dare risalto anche a personaggi come lui, secondo te? Oddio, questa è una domanda tanto complicata quanto semplice. Io credo, sai, che tutto configuri sempre a un'ottica di interesse, nel senso che sposto l'attenzione, no? Perdono, esco da lui, ma faccio un discorso che permette di capirci. Guarda, la risposta. Mezzo secondino solo per far capire perché ho fatto queste domande qua. Perché effettivamente la gente che è in ascolto deve rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Io vedo qualcosa che non va in tutto questo. E allora, chissà che riflettendo un attimo, qualcosina si muova. Questo credo io che possa essere utile. Ecco perché ti ho fatto una domanda così, magari un po', non so neanche io dire, un po' fuori linea, ecco. No, il discorso, guarda, io credo che giustamente tu sia un tipo di ascoltatore che voglia determinate cose dalla musica, però probabilmente quelle determinate cose che tu vuoi dalla musica non sono in linea con il compito della musica di far guadagnare e mantenere in piedi un sistema economico che giustamente altrimenti crollerebbe. Quindi quello che tu vorresti sentire in radio probabilmente non cagiona quell'audience che a chi produce musica è necessario per generare introito. Quindi è questa non c'è niente di complottistico in questo, è semplicemente una visione di mercato. Il problema qual è? Che purtroppo l'arte non dovrebbe essere vista come mero strumento di mercato, l'arte è molto di più, però finché chi produce l'arte
deve assolutamente guadagnare si trova anche costretto a seguire i trend e creare quelle cose che generano introito, perché sennò cade il palco e non si fa più nulla. Il problema qual è? Quando comunque non si crea un'alternativa, nel senso quando tutto si pressa in quella direzione e non si crea un'alternativa, che può essere appunto la musica cantautorale o qualsiasi altra tipologia di musica che non sia quella che deve fare guadagnare. Perché comunque se noi creiamo alternative di bellezza si generano automaticamente anche alternative di introito per chi produce musica. Bisogna avere un po' quel coraggio di rischiare, quel coraggio di investire su cose che non per forza sono vincenti sin da subito, ma possono creare un corridoio alternativo di ricchezza. E purtroppo credo che finché le forti istituzioni, quindi parlo appunto di Unione Europea, parlo di questo, non aiutano a sovvenzionare l'arte o comunque i produttori di arte, ci sono dei bandi per artisti che danno a fondo perduto dei soldi che quindi permettono all'artista di sovvenzionarci. Chiaramente i criteri per accedere sono un po' limitanti. Ti faccio un esempio: io non posso accedere ai bandi quelli per fino a 35 anni, no? Ho compiuto 35 anni quest'anno, quindi questo cosa vuol dire? Che se io ho 35 anni non posso più coltivare il sogno e la vocazione di essere artista, sono scaduto? Sono come un barattolo in un supermercato che ormai è arrivata la sua data di scadenza, quindi non si può più vendere? Non credo. Di certo, è ovvio. Perché se tu vai a vedere, ti faccio l'esempio della recitazione, c'è chi dice che il vero attore si vede dai 70 anni in poi, quando appunto ha raggiunto quel bagaglio di vita, quella consapevolezza del vivere che gli permette di essere il vero attore, quindi non il recitare ma l'essere. E quindi non c'è una scadenza nell'arte, ogni cosa è bella. Chiaro che purtroppo se abbiamo creato determinati dogmi dove, abbiamo fatto prima l'esempio della piattaforma di Spotify, la maggior parte degli ascoltatori di Spotify sono under 14, quindi non è più Spotify ma è Spotify bambini, e chiaramente il prodotto che devo vendere in quella piattaforma è un prodotto per bambini, perché sennò perdo il mio audience. Ok, saturato Spotify con quella cosa, però vogliamo creare delle alternative per chi come te ha bisogno di queste cose, perché non è detto che se a quelli come te diamo le cose che piacciono a te, tu non vada poi a spendere, quindi a immettere soldi nel mercato per andarli a vedere. Probabilmente lo farai perché crei affezione, però non c'è quella voglia di impegnarsi, perché giustamente finché si può mungere la vacca senza preoccuparsi di alternative di foraggio lo si fa, e poi dopo quando la vacca muore si dà, che faccio? Io guarda, io ho il mio pensiero che è collegato, anche se saltiamo così velocemente, però c'è sempre quel filo che li collega, anche quello con il Red Ronnie. Lui sta facendo un'opera e le altre case discografiche stanno facendo un'altra opera, perché alla fin fine la musica, sappiamo, può veicolare tantissime cose. Io faccio dei passi indietro. Una volta c'erano dei grandi cantautori che hanno portato avanti delle canzoni, cito i nomi per dire Guccini, Nomadi e tanti altri, canzoni di rivolta, canzoni sociali e quant'altro. Adesso non ci sono più, tolto Povia magari che può cantare qualcosina, ma è stato censurato per citare. Altri non ci sono più, ci hanno lasciati nonostante abbiano scritto delle canzoni che portano un peso non indifferente, quali il grande Gabber, anche Fabrizio De André, adesso ho citato questi così velocemente. Quindi vuol dire che chi gestisce il tutto, io non sono complottista, perché i complottisti è chi fa i complotti, chi cerca invece di capire se effettivamente c'è, ecco, io sono uno di quelli, credo, di entrare. Percepisco che chi vuole, usano la musica per manipolare la gioventù, una buona fetta di gioventù, perché i ragazzi di adesso, diciamo, e una piccola fetta poi si dovrà per forza portare sui vari dispositivi elettronici, quindi utilizzeranno, non andranno più neanche a guardare, per dire, dal vivo determinati spettacoli, perché se un po' alla volta cercano di dividere il più, la maggior parte guarderà o nella cerchia ristretta di amici o guarderanno tramite appunto i dispositivi elettronici. Ecco che loro è a braccetto con
l'algoritmo di intelligenza artificiale, a sua volta a scapito di chi? Di persone che fisicamente vorrebbero invece essere diciamo a contatto col pubblico. Non so se mi sono spiegato, perché se sono riuscito a farti capire. Sì. Ti sei spiegato, vai tranquillo. Vuoi che ti rispondo già o vuoi ampliare il tuo pensiero? No, mi fermo qui. Sai che faccio l'avvocato un po' del diavolo. No. Questo è uno scambio, ci mancherebbe. Ovviamente mi dispiace ora in questo caso dirti che sono parzialmente in disaccordo con te, nel senso che a me serve capire, per quello. Allora, io ti invito ad ascoltare allora l'ultimo album di Marrakesh, che è un rapper italiano che ha parlato appunto di cose di cose che invece sono un po', diciamo, gaberiane, ma in un'ottica moderna. Chiaramente nel 2025 le forti ideologie sono completamente morte, ora si parla magari ancora di concetti come fascismo e comunismo, ma in realtà si sono spostate tutte verso il centro, quindi tutti diventiamo tutto, no? Sai, oggi mi sono svegliato di sinistra, ma non escludo che domani potrei strizzare un occhio alla destra, quindi non c'è più questo concetto di ideologia fortemente schierata, quantomeno si è un po' diciamo così azzoppato questa cosina qua. Diciamo quindi, c'è il tifoso da stadio che tifa o per una squadra o per l'altra, però alla fine perdonami, ti sto sentendo malissimo, non ti sento più. Dicevo, mi senti? Che è un tifo da squadre di calcio, nel senso che il tifoso adesso tifa per la sua squadra di calcio, anche se fa delle cavolate, però lui tifa sempre quella squadra, nonostante fa delle cavolate. Guarda, allora, sei ancora andato vai e vieni, però ho capito quello che vuoi dire. È là, diciamo, che va molto. Tu mi senti bene, tra l'altro? Sì, è perfetto. Perfetto, ottimo. Credo che vada molto comunque a un sistema di conservazione dell'ego, mi spiego. Quando assistiamo a un errore, ma sappiamo che noi comunque anche in maniera molto distante facciamo parte di quell'errore, dobbiamo conservarci, quindi dobbiamo mantenerci puliti, quindi a prescindere non rinneghiamo quella cosa, anche se magari all'interno di noi ci accorgiamo che alcune cose non vanno, no? Io scommetto che, faccio un esempio estremo, no? Ma nel periodo di Hitler e del nazismo probabilmente molte persone non condividevano quel modo, ma per molti fattori, tra cui appunto conservazione dell'ego, paura delle ripercussioni e molte cose, accettavano ovviamente quella cosa. E allo stesso modo, ovviamente non con gli stessi schemi, che là parliamo di un estremismo, però con gli stessi modi anche adesso, anche se ti accorgi di un errore che stai vedendo, non puoi fare un passo indietro, perché come ammettere l'errore è come venire colpiti nell'autostima. Ora stiamo uscendo un attimo però dal discorso musicale che stavamo facendo prima e torniamo un attimino invece al manipolare. Secondo me è uno scambio equo, guarda, è anche la richiesta di quelle determinate persone che sono lì, nel senso, io ragazzo d'oggi che ovviamente sono un po' sballottato qua e là e non so che fare del mio futuro, non voglio più essere cantautore, voglio fare il cantante, perché è figo fare il cantante. Guarda quello lì, porca miseria, maneggia soldi, ha un sacco di donne, ha questo, ha successo, oppure uomini o chi che sia, ha successo, ha tutto, cavolo, voglio essere anch'io così, e quindi se faccio quelle cose là diventa tutto più figo. Così facendo si crea una pressione normativa, si crea un ago, un punto dove va tutto lì e giustamente tutto quanto viene convogliato lì, sia la richiesta che l'offerta. Non andrei ad addentrarmi più su un'ottica manipolatoria, forse perché purtroppo concentrarsi su un'ottica manipolatoria porta a deresponsabilizzarci nei confronti delle nostre colpe, e bisogna avere il coraggio di utilizzare la parola colpe nei confronti di quello che sta accadendo. Dobbiamo essere noi a dire: cavolo, ma se c'ho mio figlio a casa che prova
piacere nel vedere sto ebete, ma chiediamogli cosa gli fa piacere, proviamo a dargli un'alternativa. E il problema è che poi dopo uno giustamente dice: ma cavolo, ma gli do un'alternativa quando poi lo immetto nel mondo e ha precarietà di lavoro e non trova questo e non trova quell'altro, e giustamente il ragazzino cerca il modo più semplice per arrivare al successo, perché abbiamo in questo periodo una grandissima paura del fallimento e quindi cerchiamo il successo in ogni sua forma. In effetti la responsabilità che abbiamo, la nostra cioè la mia generazione, è anche questa in parte. Sì, però c'è da dire che sì, bisogna anche riconoscere gli errori, però a sua volta anche i miei genitori hanno fatto degli errori, quindi ogni generazione, nuova generazione, nasce sugli errori di quella che li ha generati, e a sua volta loro stanno portando avanti altri errori. Non so se di conseguenza Mi spieghi, sì. è un ciclo continuo, perché è ciclica la vita, riporta il tutto, ci deve essere per forza un scendi, un sali, un scendi, un sali, scendi. Di conseguenza ci ritroviamo che sì, i ragazzi da adesso sono così. Noi cerchiamo di fargli capire perché noi abbiamo avuto una certa esperienza, ma a sua volta anche loro devono fare determinate esperienze che non collimano con le nostre. Certo. E lo so, però per forza di cose cerchiamo di dire attenzione a questo, ma loro devono provare sulla loro pelle. Sì, sicuramente arriverà un domani dove anche i ragazzi di domani si stuferanno di tutto questo apparire che è stancante performare, è stancante essere sempre perfetti, essere sempre belli, essere sempre di successo, è stancante. A un certo punto si sveglierà qualcuno e dirà: io mi sono rotto le scatole, ho anche voglia di sbagliare, ho anche voglia di essere brutto, ho anche voglia di fallire, porca miseria. Però purtroppo tutto passa da un sentimento che è il coraggio di dire: ho sbagliato e che cavolo, sono umano. Perché finché noi andiamo a ricercare la perfezione, che è una cosa che è proprio opposta al concetto di umanità, e lì non ci si arriva, ci si sterilizza. Bisogna avere il coraggio di sbagliare, di ammettere l'errore, e attraverso quell'ammissione, attraverso quello sbaglio, si può arrivare a qualcosa di migliore. Punto. Certo, concordo. Io ho dovuto fare anche un po', come ho detto prima, l'avvocato del diavolo, fra virgolette, sempre per le cose che sento io, perché sono i miei dubbi, i miei errori. Ma fai bene. Di conseguenza, come dico anche sovente, questa radio, diciamo, è un faro su una scogliera. Lui emana una luce, emana una frequenza, non sa chi lo sta ascoltando in questo momento, non sa chi lo sta vedendo, però chi si ritrova magari sperduto in mezzo al mare in un momento di tempesta e non sa più dove andare, vede una luce o sente una determinata frequenza che gli permetta magari di fare un pensiero diverso, fare delle valutazioni diverse, mettere sul piatto della bilancia anche altre cose, non solamente quelle che possono, e dire: però se, come si dice, se sono fiori, fioriranno. Quindi allora ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma, mancano 10 minuti. Abbiamo ancora 5 minuti perché poi ho per la chiusura, e quindi abbiamo ancora 5 minuti, Lorenzo. C'hai Marco da Marghera che mi ha chiesto se posso mettere di nuovo la tua canzone, che gli è piaciuta moltissimo. Grazie tante, Marco. A Marco, che però Marco la metto la prossima volta che sono così, perché adesso i tempi proprio tecnici non ci riesco per farla ascoltare. Comunque sicurissimo la settimana prossima
Marco, la prima canzone che senti è proprio la sua di Lorenzo e ne faremo ascoltare. Se vuole la anche trova anche su YouTube, comunque la trova anche su YouTube. Sì, beh, io l'ho estrappolata da YouTube qui per te, però credo che anche lui possa usare Spotify, Certo. come che ogni tanto sbaglio anche a pronunciarlo. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non lo so, mi viene più forte. E sì, che io ho iniziato a studiare l'inglese in seconda elementare. Avevo per giunta poi anche nelle superiori un compagno di banco che era americano, John Smith Edward, però testa dura, diciamo non sono riuscito sì, capisco, però lo storpio, non so perché, c'è qualcosa che dovrei regolare dentro di me. Allora, una volta lavoravo come commesso in un centro commerciale e avevo una cliente che veniva dalla Scozia, parlava perfettamente in italiano, ma parlava solo in inglese con me, Naccia lei. Insomma, questa qua ogni volta mi parlava, io cercavo ovviamente l'inglese maccheronico di parlarle. Lei a un certo punto mi guarda e mi fa: ma tu lo sai che lo sai l'inglese? Il tuo problema non è che non sai le cose, il problema è che hai paura di sbagliare. E questo è vero. E quando tu ti concentri, se tu ti concentri troppo nel voler fare bene una cosa, automaticamente esci da quell'essere quella cosa, perché ti crei delle sovrastrutture che ti tengono imprigionato lì. A un certo punto devi dire: sai che c'è? Me ne frego di sbagliare, non è una cosa che è fondamentale per la vita, lo faccio, stop, se sbaglio mi correggo. Vero. Ma magari in quello sbagliare viene fuori la bellezza, viene fuori la cosa corretta. Armoniosa, bella e anche simpatica, perché anche a volte è bello anche ridere su certi strafalcioni che possiamo dire. Ma certo. Io uno degli ultimi che ho fatto, che ringrazio anche Marco per in francese, étoile mi sembra che si pronunci, io ho detto étolier e è uno strafalcione. Vabbè, l'avrei fatto anche. Guarda, l'unica parola che so dire bene in francese è bidet, quindi non Dai, una cattiveria la possiamo dire scherzando, che in Francia non c'è il bidet. Ma sono diversi i popoli. Sai cos'è? È che noi italiani, che ci odiamo tanto, no? Parliamo tanto male di noi stessi, noi italiani, però abbiamo un concetto dell'igiene personale che è molto più alto di quello che hanno da altre parti, quindi abbiamo tutto sommato un grande amor proprio, questo ce lo dobbiamo riconoscere, dai. Pensa che, leggendo un po' di storia per dire, i Borboni sono stati i primi ad avere appunto i bidet in casa ed è stata la prima ferrovia in Italia, quella da Napoli Portici, se non vado errato, è avvenuta circa 6-7 anni dopo di quella inglese. Quindi quanto era avanti, vabbè. Allora, carissimo Lorenzo, io ti ringrazio di cuore della chiacchierata. Sono io che ringrazio te. Credo che il problema dell'algoritmo sia stato centrato e che quindi maggior parte si rendano conto che bisogna anche lì fare attenzione, nonostante che le canzoni che noi ascoltiamo possono farci comprendere determinate cose, perché in fin dei conti questa macchina va a pescare nei vari archivi e via di seguito, riesce a combinare tutto alla perfezione e bravo, fa proprio questo. E ti lascia a bocca aperta perché effettivamente c'entra quello che hanno bisogno. Però ecco lì, stiamo attenti, ecco, tutto lì. Sì, riformuliamo i bisogni. Sì. Diciamo, proviamo a dire che ho bisogno di emozionarmi e lì scopriremo che magari la macchina quella cosa purtroppo ci dirà: questo non lo riesco a fare, ti chiedo scusa. Benissimo, Lorenzo, ci congediamo, grazie ancora, un buon tutto, un grazie anche a tua mamma, grazie di cuore e grazie per la tua disponibilità. Fammi solo ringraziare al volo tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che hanno avuto la pazienza di ascoltarci per queste 2 ore, grazie per averci dedicato il vostro tempo, grazie per avermi sopportato e spero di avervi dato qualcosa, quindi grazie mille a tutti. Ecco, ricordiamo, il tuo è Lodem. Sì, mi trovano su Instagram come Lodem e su YouTube anche, su Spotify. Se hanno piacere di venire ad ascoltarmi, a salutarmi o scrivermi, io risponderò con molto piacere, quindi grazie mille del vostro tempo ancora. Grazie di cuore ancora Lorenzo, sai, è una buona domenica ancora. Grazie. Altrettanto, un abbraccione. Grazie, ricambiato. Ciao di cuore. Ciao. Ciao.
Come ti senti? Generazione senza prospettive, morta una decade fa. Lanciati come biglie impazzite, macchine in panne sulla tangenziale. Seguiamo strade progettate male, arriveremo prima o poi, chissà dove, chissà. Noi che preghiamo santi, che tutto quello che riescono a fare è farci sentire impotenti. Noi proiettati su una domenica nuova, la settimana quasi quasi s'affoga. La libertà non è più scelta, è una droga. Ora a pregare il Signore nell'intimità di un hangover tra un post e disperazione. Chiediamo stanchi tra mille ricatti quei pochi riscatti per tornare a vivere. Ma la vita cos'è? Culo o talent, dipende da me. Io ogni tanto ci scherzo, che cosa mai mi trattenga davvero da darmi un colpo sul petto. Se tanto il film, bene o male lo stesso. Ieri ridevo guardando Pozzetto, adesso a volte lo invidio, l'ammetto. Voglio pensare che posso cambiare quello che mi accade se provo a darmi da fare. Non voglio stare disperso in questo deserto di like e di finto consenso. Fa male la testa, pensare sia questa la peste. Che stiamo davvero schivando l'oggi pensando sia vero, che domani sia meglio, soltanto perché l'abbiamo chiesto. E che si possa davvero prendere tutto mettendoci in zero. Fa male la testa, pensare sia questa la peste. Che stiamo davvero schivando l'oggi pensando sia vero, che domani sia meglio, soltanto perché l'abbiamo chiesto. E che si possa davvero prendere tutto mettendoci in zero.